Guarda, dove sei? Tu non basti i gatti, dai, va fuori, te versa di qua. Guarda. Dai, guarda che tipo. No, là, dai, di qua. Guarda che lì anche i cactus. Ah, sai, sempietto. Fatto, dai, vai, prova che altra. Dai. Dai, sempietto, prova. Dai che non te meschita, dai, prova che altra. Ah, che buon culmino quando è work in progress. Ah, aspetta, sì, perché dopo se parli con varie persone e sei dentro nel pezzo non sai mai se hai spiegato bene nel video poi giustamente come sarebbe corretto fare quello che è successo. Cosa è successo? Quello forse precisamente non lo so. Ti dico cosa ho trovato. Ho trovato il potenziometro colato che ancora dopo 3 ore puzza di bruciato e quindi l'ho buttato fuori. Il potenziometro bruciandosi, colandosi, ha fatto saltare un fusibile che era all'interno dell'alde, cioè io l'ho scoperto per sbaglio, non l'avevo mai visto, togliendo dei cavi, perché ho detto non si sa mai, cioè ho staccato e riattaccato i cavi e la caldaia, perché non partiva più neanche la caldaia dopo, hai capito? E allora togliendola ho visto sotto, cazzo, c'è scritto 2 ampere, aspetta, tiro e viene fuori il fusibile, quello di vetro. Ho detto vabbè, non ne ho messo uno da uno, magia, funziona tutto adesso, tutto. E quindi bene, domani andrò in un negozio di elettronica famoso qua della zona, gli porterò il potenziometro che mi avevano venduto loro e il motorino. Io ho detto guarda, è successo questo problema, ho bisogno di altri, magari anche doppi di scorta, perché sono cose che costano veramente una monata, magari più buono, di qualità, più, cioè quello teniva anche i 35 volt, dai 3 ai 35 volt, però ancora che puzza tipo di flessibile, di ferro bruciato, e fuori quindi adesso sono qui da parenti, mi attaccherò una stufetta elettrica per stanotte e posso andare avanti a lavorare. E domani in moto, vedi, ecco, mi torna sempre più utile quella moto. Andrò a prendere il potenziometro e appunto, come ho detto, anche altri motorini di scorta che non si sa mai, insomma, ecco, il ragionamento che ti ho fatto, costano 3 euro, quello originale è 2,50, cioè posso bruciarne quanti ne voglio, insomma, ecco, di quei motorini. E quello che ho buttato via molto probabilmente funzionava, il primo sì, però vabbè, dice vabbè, 3 euro buttato via per sbaglio, ma 3 euro, no 2,50, ok? Ah, ecco il sito, Sati, ecco che può essere utile a chi ha l'alde. Se dovessi avere problemi che non arriva proprio corrente all'alde, ok, che non parte niente di niente, c'è questo fusibile da 2 ampere sotto ai connettori dell'alde. Troverai dei connettori bianchi, quelli con la clip, sai che devi schiacciare per toglierli, ok, nel lato dell'alde. Praticamente il fusibile non lo vedi se tu non togli quei cavi, perché è proprio appena sotto, quindi guardando da sopra la caldaia non lo vedi perché i cavi nascondono il fusibile, hai capito? E quindi ecco, quello è lì, semplice. Sono quelli, vediamo se ne ho. Non riesco qua, aspetta, pulsare, prese fusibili di vetro, hanno questa forma qui, sono questi cilindrici. Vedi, quelli che ho io sono da 1 ampere, li avevo presi per l'antifurto quella volta. E basta, adesso continuo a sistemare. Questo zucchetto mi è costato mezza giornata di lavoro e tanto malumore, perché sì, a giornata di lavoro non è che puoi misurare il tuo tempo come fosse sempre lavoro, ok? Quindi non sta proprio tanto in piedi. Diciamo che vabbè, sì, avevo tanti impegni, li ho spostati, però tanto malumore, ecco sì. Ed eccomi qua a guardare questa specie di tramonto, questa specie di riscaldamento, no, scherzi a parte, va veramente da Dio. L'ho pagata perché l'ho pagata, no, ho sbagliato, costa perché vale, perché io l'ho pagata scontata del 50%, ma è tanta roba. Te l'avevo già fatta vedere cos'è, Roventa, è quella col termostato, con tutte le opzioni di sicurezza, il disastro, fantastica. E basta, sono qua in ufficio, ne avrò fino a le 3 di notte. Vabbè, cazzo mi lamento, tanto vado ora. Pausa pranzo e cena, che vabbè, saltare il pranzo, ma anche la cena no. Ma guarda qua che te la faccio rivedere, perché stramerita, veramente stramerita come qualità di caldo e come tutto. Ne ho provate stufette anche nelle case eccetera, questa veramente merita. È piccolissima, leggerissima, Roventa Mini XL EcoSafe c'è scritto, viene 100 euro, io quella volta gli ho dato 50 perché era in promozione al 50%. Li merita, se tieni conto che una stufetta ti viene 30-40 euro, ma se la paragoni in termini qualitativi, di qualità del caldo, di sicurezza e tutto quanto, e poi il discorso del termostato è tanta roba, cazzo,
non è che muori dal caldo che continua, si spegne al termostato. È fantastico, è veramente fantastica questa, veramente fantastica. Ecco qua, altri motorini, potenziometri e fusibili da 2 ampere. A posto, ora rimonto il tutto, funziona tutto perfettamente. Appunti interni, anzi un po' per tutti voi, per i camperisti, quindi appunto i camperisti. Magari non tutti sanno, ma spesso il camper ha quell'odore un po' più pesantino, non proprio di fresco e di pulito, perché muovendosi è normale, viene su in qualche modo gli odori dagli scarichi, ok? Soprattutto che altro i scarichi del lavandino. Io utilizzo una volta 2 al mese d'estate, dopo d'inverno puoi farlo una volta ogni 2 mesi, il detersivo per pavimenti, un bel flacone grande, ti costa €1 e lo butto giù per gli scarichi. Se qualcuno dovesse mai dirmi ma rovina le guarnizioni, cazzo, €2,50 la guarnizione, fioi, porca troia. Non si rovina, ma anche nel caso €2,50. E quindi quello ti scrosta tutte le pareti, anche perché ormai fanno tutti quei detersivi per pavimenti con scritto non serve neanche risciacquare, no? Basta, ti scrosta tutto, ti profuma, e quando corri ti viene sul profumo dagli scarichi anziché la puzza, che a volte, ripeto, non la identifichi neanche come puzza. Cioè, io mi sono accorto della differenza buttando quelli, perché sento più odore da profumo, mentre prima potevi sentire un odore un po' più sul neutro barra puzza, ok? Che finché non è puzza in piena estate non te ne accorgi. Però personalmente io lo butto anche nelle nere. Ovviamente li butto quando gli serbatoi sono completamente vuoti, e butto una bella botta abbondante se devo fare la pulizia, quella la prima pulizia, diciamo, ecco, almeno minimo 3 litri per scarico, cioè 3 litri per le nere, 3 litri per le grigie, minimo. E se pensi quanto ti costano i prodotti per camper, per le grigie eccetera, puoi buttarne anche 10 litri, cazzo, che risparmi comunque. E basta, è un ottimo risultato, l'odore è piacevole, al contrario della varachina profumata che buttavo una volta, l'ammoniaca profumata. No, molto meglio il detersivo per pavimenti, molto meno aggressivo e molto piacevole anche come profumo. Sì, dopo ti dico come faccio io, poi ognuno fa come vuole. Io ovviamente, dopo aver fatto questo con gli scarichi chiusi che discorsi, e non lo svuoto, cioè vado in giro che così correndo già si spalma sulle pareti, e poi facendoti doccia, lavando i piatti, diciamo, anche se diluito, aumenta l'area in cui pulisce, no? Quindi va a pulire proprio bene tutte le pareti. Solo quando poi gli scarichi delle grigie o delle nere saranno pieni al 100%, allora lì sì, svuoto tutto, hai capito? Pochissima spesa, tantissima resa. Eccoci qui, ho quasi ansietta adesso a riaccendere l'Alde dopo quello che è successo. Vero anche che c'è il coso, il fusibile, no? Però andiamo, dopo devo tenere controllato un attimo la temperatura. Qua la stufa è partita, il motorino sta girando, vedo se non gira in tutti i termini, devo aumentare la velocità del motorino. Sì, dai, il trasformatore è freddo patocco, e anche i cavi, mentre prima, che è qua dietro, tu non lo vedi, è qua, guarda, mentre prima bastava dargli la corrente, era bollente, i cavi bollenti, infatti si era colato. Sembrerebbe bene, si muore di caldo. Prima mi era andata in blocco, però diciamo che una volta all'anno può succedere, soprattutto con l'arrivo della stagione invernale, e va bene. In blocco, tra virgolette, era rimasta la spia rossa accesa, poi ho spento e riacceso, è partita, non ho dovuto fare il reset dalla stufa, quindi incrociamo le dita, magari sai, i primi gas, quelle robe, non si sa mai, vabbè, incrocia le dita. 23 gradi, però io ne percepisco molto di più, perché è ripartita nel senso che è ripartita a funzionare, perché avevo tacchignato un attimo il termostato, non questo, quello proprio della caldaia, del liquido della caldaia, che va da 40 a 90 gradi. Adesso non so quant'è, ma l'avevo aumentato proprio di niente, cazzo, proprio un cincinino, e si sta soffocando, cazzo. Adesso io l'ho messa a 19 gradi, ma ce ne sono molti di più qua dentro. E fuori fa freddo, questo è il bello dell'Alde. Adesso aspetto un attimo che si spenga, però, perché almeno la mia, la Compact 3000, quando tu muovi il termostato mentre sta funzionando, va tipo in blocco.
ok? Quindi io non la tocco mai. Quando funziona, lei funziona sempre, basta che non tocchi niente mentre funziona, insomma, ecco, cioè che non cambi il, la temperatura, oppure accendi e spegni i termi, ecco, anche quello non bisogna toccarlo. Appena lei si spegne puoi fare tutto quello che vuoi. Questo video è per pochi, perché già l'Alde è un sistema che usano pochi camper, perché purtroppo costa, dovrebbe un impianto completo e sui 15.000 pipi, e contemporaneamente il mio è tipo uno dei primi modelli, l'Alde Compact 3000, e quindi ancora meno persone ce l'hanno, però ho detto vabbè, metti che capita, come è già successo in passato, qualcuno che ha il mio stesso riscaldamento, gli do tutte queste cose che magari non sanno e gli possono tornare utili. Ecco, questa cosa forse non mi ricordo se l'ho spiegata, questa l'ho imparata dopo tantissimi anni, vedi questo bottone a forma di rubinetto, quello serve a bypassare il termostato del riscaldamento, nel senso che cliccando quello all'Alde non gli interessa quanti gradi ci sono in camper, non considera più quella cosa lì, cioè che a tot gradi io mi accendo, mi spendo, non la considera più che serve il termostato, bensì pensa a scaldare solo il liquido, quindi anche se i termi sono spenti eccetera, lei deve tenere sempre il liquido alla temperatura che è impostato sul termostato, quello sotto, quello proprio della caldaia, ossia quello che scalda il liquido. Fa un po' confusione perché sono tutti due termostati, però sono due cose molto diverse. Uno è proprio quello, il termostato che regola la temperatura del liquido della caldaia, quindi indipendentemente dal fatto che girino o no i termi, e indipendentemente, scusa i video però almeno sono interessanti, e indipendentemente dalla temperatura interna, mentre questo è un termostato come quelli di casa. Il termostato di casa, qual è la sua funzione? Controllare che temperatura c'è nella stanza, nell'ambiente, diciamo, e regolare la caldaia in base alla temperatura dell'ambiente, ok? E basta, so che può sembrare una cazzata, ma per chi non le sa, tra parentesi me, per tanti anni si trova costretto a accendere il riscaldamento d'estate per far partire la caldaia, se no la caldaia non partiva. Ecco, boh, si è spenta a basso, metto 15 gradi, tanto mi ricordo anche quando c'era il cane dentro che mettevo tipo 14 gradi, dopo entravi ce n'erano 21, hai capito? Quindi ecco, sì. Se no, ti dico, ecco, questa è una cosa intelligente invece da dire interessante, perché ti attacco a luci così, fai vari effetti speciali, no? E mi dispiace riprendere col telefonino, però insomma, ripeto, non è il mio lavoro e basta, dai, soliti discorsi. Come mi trovo io con l'Alde, considerato che cacchio, adesso non so quanti anni ho sto camper, 5, 6, 8, non lo so, la uso d'inverno tutti i giorni, e comunque anche per l'acqua calda, perché fa tra virgolette anche da boiler. Diciamo che lei, come faccio a spiegarti, non ha il boiler, ha l'acqua tipo integrata, quindi quando va a riscaldamento tu hai sempre l'acqua calda, sempre, anche quando corri in corsa col motore scalda l'acqua calda, hai capito? Quindi l'acqua calda c'è sempre, ok? E 10 e lode, ovviamente, cioè, è brutto da dire, ma se costa, che sarà un motivo, se la mettono nei Cartago, nei Top Group, nei VAS, in tutti quei camper particolari, che sarà il motivo, insomma, ecco. Certo, è un sistema che è estremamente diverso, ti dà un comfort interiore assolutamente imparagonabile a qualsiasi altra stufa, in quanto hai proprio, oltre a tutto l'ambiente caldo, ma proprio ogni angolino, e per di più, so che può sembrare una cazzata, ma per me è un ricordo di infanzia, è l'interno degli armadi. Cioè tu quando ti metti, non so, una maglia di lano, le mutande sono calde, in pieno inverno intendo, è tanta roba. È tanta roba, mentre con una stufa tradizionale certi angoli o gli armadi o sti petti sono ghiacciati, hai capito? E quindi no, veramente tanta roba, soprattutto il bagno. Il bagno è la parte proprio più esagerata, perché c'hai molto termo esposto, che non ci sono mobili che lo chiudono, e per di più anche dentro la doccia, e quindi il bagno, diciamo, è una cosa indescrivibile, sì. Pertanto, hai trovato un camper usato che all'Alde Singano me la consigli, non me la consigli? Certo che te la consiglio. Se io, che ho l'Alde Compact 3000, che è quella più scrausa, quella più vecchia, sono ultra soddisfatto, figurati un modello nuovo di Alde. Sai, che chissà che altre caratteristiche che hanno, oppure hanno anche i termi fatti in maniera diversa, che cacchio ne so io. Quindi sì, decisamente, ovviamente sì, Alde voto 10, 10 e lode. Attenzione, attenzione, importantissimo.
l'Alde ciuccia molto. Io ho il bombolone, quindi a me non interessa assolutamente questa cosa. Ma mandare avanti l'Alde, quindi stai attento se trovi un usato che ha un Alde e ha le bombole di gas, ragazzo, si attacca un mutuo, porca miseria. Poi io di camper non ne so nulla, non è assolutamente il mio mestiere, ti posso dire e spiegare tantissime cose sulla base del mio, perché ovviamente lo uso tutti i giorni, quindi per ovvi motivi chi meglio di gente come me può conoscere, perché cazzo lo prova, sperimenta ogni cosa tutti i giorni, vede i risultati, gli effetti, eccetera, eccetera, ok? Ma per il resto, nuove tecnologie, modelli, eccetera, ovviamente non ne so nulla e manco mi interessa minimamente. Però per sentito dire ti metto una pulce nell'orecchio che dovrebbe forse esistere un Alde a gasolio, perché adesso iniziano a fare quasi tutti i riscaldamenti combi, tipo la mia è a gas, a corrente elettrica e a motore, cioè uno scambiatore che è il motore quando sei in corsa ti scalda sia i termi se vuoi che l'acqua calda. Quelle nuove hanno in teoria anche il gasolio, hai capito? Quindi considera anche queste cose qui, insomma, quando scegli un camper il riscaldamento è molto importante, anche per un discorso di costi a lungo termine, perché sento bestemmiare varia gente che mi dice cazzo ho cambiato la bombola, adesso non mi ricordo quanto costano, 37 euro, 40 euro e gli durano un fine settimana. Sono soldini, perché cioè, se uno va via ogni settimana, cazzo, 40 euro di bombola o più perché magari è andato in montagna, e il gasolio e poi magari va anche in area camper, perché insomma, alla fine va meno volentieri in camper, o meglio non ci va tutte le volte che ci potrebbe andare, quindi mi raccomando ragazzi, attenzione ai ragazzi quelli che stanno per prendere un camper o hanno un'idea di prendersi una cosa, attenzione al riscaldamento, perché è una cosa molto costosa da mantenere o può essere molto economica da mantenere, in più costosa o non costosa da mantenere c'è anche il fatto poi della qualità del riscaldamento, hai capito? Quindi va bene, no, forse era meglio un giorno fare una puntata, dai, un giorno ti farò una puntata fatta bene su coibentazione, riscaldamenti eccetera eccetera. Adesso vado a uccidere un po' di gente con Far Cry, oh, mi rilassa. Ho preso anche Mafia Terra Madre, ragazzi, è più un film che un videogioco, giuro, mi sono commosso, mi è scesa proprio la lacrima, perché veramente ha una trama di quelle musiche, di quelle inquadrature, poi la storia che c'è sotto è veramente molto molto emozionante, un grandissimo capolavoro veramente di videogioco, meglio più che videogioco di esperienza videoludica, perché non è proprio un videogioco, cioè più filmati che videogioco, però come esperienza finale io dico sempre i fatti, alla fine il risultato, cosa è successo, cosa mi ha dato, mi ha dato tanto, molto molto bello e dura tantissime ore, quindi è un gioco che straconsiglio veramente a tutti, è ambientato nella Sicilia antica, quindi è bello anche visitare i paesi veri e come erano costruiti un tempo, veramente. Beh, non racconto altro perché non è un canale di videogiochi, però se c'è qualcuno che ogni tanto ama passare un po' di tempo con i videogiochi, o ha un Xbox, una PlayStation, quel che è, Mafia, l'ultimo dovrebbe chiamarsi Terra Madre, mi pare. Ringrazio Giuseppe per la birra, 5 il caffè. Guarda che a volte sono timido anche a me, cioè, perché... Niente, qui non va una sega, niente, faccio un ripristino completo di tutto. Ok, dai, è bastato, cioè è bastato, sti cazzi. Con Apple non succede ste robe. Ho dovuto resettare il tutto ed ora funziona, però ripeto non si riesce male. Ora è troppo presto per parlare, ma sembrerebbe tutta un'altra cosa, quindi in teoria dopo l'ultimo aggiornamento va infinitamente più veloce, addirittura con le due telecamere che registrano in dashcam, seppur a bassa risoluzione, ne ho messi a 480p, però quella volta che feci l'aggiornamento si sminchiò tutto, quindi ho dovuto riformattare, reinstallare, reimpostare tutto e riconfigurare tutto. Ecco, adesso ho attivato anche l'assistente vocale di Google e adesso ti faccio vedere. Ecco, quindi vedi, già mi giri i coglioni, è vero che si è ricordato il volume, però che parta la musica in automatico. Io gli avevo detto che parta Google Maps in automatico e non la musica in automatico. E parte la musica. E questo fa girare le ballotte. Vabbè, non importa. Ehi Google! Ecco.
Naviga fino a Mestre. Qual è la tua destinazione? A Mestre. L'avvio è un po' rincoglionito, un po' lento. Tua destinazione. Mestre, provincia di Venezia. Dove vuoi andare? Moneto mare. Mi metto l'impegno per apprezzare ste robe, ma mi fa solo che innervosire. È frustrante. Giusto il tempo di aver finito di configurare il tutto e tac, ecco, non funzionano più. Fantastico, fantastico. Provo a dargli un riavvio, ecco, non va più. Che merda. Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei awakes all talk of circadian rhythm.